La canzone di Roset si intitola Never Forget You, all'interno di Alla Catalla, quasi al termine della trasmissione di oggi, martedì 9 novembre, ma se non sbaglio c'è una telefonata in onda. Pronto? Oh, Mario Fabio, come siamo combinati, Jonathan, buongiorno Jonathan, buongiorno. Mare, mi chiamo un po', ti sento, sono contento perché l'ultima volta che ti ho sentito eri un po' sull'accultura teddu andante. Mare, ci ho perifidato, mare. Sei ancora un po' di residui, catarro. Mare mia, ciubirelli camastici, mare, ancora fai i palloncini con naso. Che schifo. Ma mare, non è che fa palloncini normali, siccome i tuoi camastici. Sì. Mare, sono palloncini, parano i crystal ball, ti ricordi i crystal ball, mare? Caspita, come no? Facevi i palloncini con una specie di plastica che pareva morfo sintetico, mare, che schifo, dai. Ne esce una viola, blu, naso, mare, mi chiami cioppo mastici e sangue, mare. Mi fa impressione questa cosa. Come ti chiami di cognome? Villa, mare. Beh, comunque, tra le due opzioni, tra il mastice e il muco, preferisco sicuramente il mastice. Mare, dipende, mare, perché per esempio il cucino del liccamastice all'iccamofu, mare, che è Nico, capisci? Lo chiamiamo all'iccamofu. Mare, fa poppetti di muco, mare, che sono numero uno. Ora ci finiamo, mare, che sui lui meno un quanto la gente, mare, si sconcetta, che ti senti di cose. Che schifo, ma la vuoi spiegare io? Mare, parliamo di cose serie, mare, oggi a scuola, mare, dici un bassuri, mare. Bello, sei stato interrogato oggi? Professore di storia, non si nudo, mare. Professore di storia non si nudo, sono d'accordo, ci sono tutto spetto, mare, chi su. Allora, vediamo un po'. Secondo voi chi è stato, mare, il personaggio storico più negativo della storia? Insomma. Ci fatti uno, mare, che si sente tutto secchione, ci professore, è stato Hitler. Ma è troppo banale, mare, Hitler. Ero negativo, però effettivamente. Troppo banale, troppo scontato, mare, troppo facile. Certo. Ma ci una, mare, mia compagna, ma che è una casturia, è una seria. C'è una brava. Professore Erode, compare, ci si Erode, è un po' più difficile. Certo. Ci sono un altro, Stalin. Stalin. Io ci sto professore. Senza offesa pichistica, sono tutti in pugno di storia, mare. Perché? Mare, mica Stalin, mare, Hitler, Erode, mare, sono stati noi stronzi che sai. Ma qua si stava parlando appunto di eroi negativi. Mare, con tutto il rispetto, pichissi, il peggio di tutti, mare, il peggio di tutti, mare, è stato Attila. Attila è il flagello di Dio, insomma, si sa. Dove passava lui non cresceva più erba. Mare, criminale, Attila, farabutto, ma che c'entra? Intanto era un modo di dire, cioè voglio dire, dai, non è che ma che c'entra? Criminale. Ma che c'entra? Rovinatore della natura. Ma no. Calpestatore dei prodotti della terra. Ma che prodotti della terra? Era un modo di dire, cioè che si usa anche oggi, figuriamoci. Allora dopo professore mi disse ok, va, alzati, parlami di Attila. Parlami di Attila. Sì, professore che mi sta contando ecco. si usa solo sta cosa, vedi, mare, non gli passava, non cresceva erba. Non cresceva l'erba, certo. Più bestia, si fumava con tutti i rarichi. Cretino, i rarichi non ci lasci pari, cretino, che poi non li fanno più i ciuri, no? Tu lasci pari, sono ciuri, così in cretino. Attila! Ingredino. Ma no, che c'entra? Lui passava ed era tanta la furia con cui lui e il suo esercito passava sui campi che da lì non cresceva più l'erba, da dove passavano non cresceva più l'erba, era tanta la furia. Cosa di Attila, ci dissi Attila era un condottiero barbaro, quindi sicuramente era tipo del no, ma barbaro. Mare. Io conosco un sacco di gente che si chiamano Barbaro. È vero. Ci tipo del no, c'è un compagno, un mare. Sì, ma lui non è amico di Dino Brusatura. Sì. Si chiama Barbaro, un mare. ma non c'è. Tipo del no. Sì, però insomma, vabbè, comunque. E lui? Ma sì, questo è vero, ma quale popolo barbaro? Quale popolo barbaro? Ma chissà, professore, non me lo ricordo. Non mi ricordo, mare qual era, onestamente a questo momento non mi vieni. Allora professore, a questo momento non mi ricordo qual era il popolo, diciamo, Unni, che lui comandava. Che casualmente? E io mi dissi Unni, sì, non lo so. Perché lui continuava, no, questa storia? Sì, Attila, Unni, ma non lo sai, E tu dovevi ripetere, a padre no. Ci ripeto, Attila era, mare, sicuramente tipo del no, perché era barbaro, mare, perciò si chiamava barbaro Attila. Insisteva. E lui diceva Unni, si diceva mare, a padre no. Sì, non sai, mare. No, allora ti spiego, il professore intendeva dire che Attila era un unno,
capito? Ma Unno. unni, vai, ma no, unni, allora ci aspetta. metti magari tu, no, allora ti spiego. Unni, lui ti ha chiesto quale popolazione e ti ha aiutato, ha detto Unni. Ma unni, mare, che ne No, ma che c'entra la popolazione? Unni. No, saggio nella popolazione, ma non mi spaccano i cirivelli. Andiamo per gradi. La domanda è la popolazione di cui fa parte Attila. Unni. Cui? Attila. Unni. A Paternò. Ma si pazzo, mare. No, saggio unni stava male su Attila. Ma no, secondo me poteva essere di Paternò, capace che non era di Paternò. Picchi mare era Barbaro. Ma chi ne sappiamo se c'è uno di Adrano che si chiama Barbaro? Mare, no saggio. No, uno. Unni. Capito? Non lo so, mare. Tra l'altro questi mare di unni vinnono, non si sa, ma di unni si nieno manco. Perciò poi si picchi su mare, tu mi diceva unni, chi ne sa? Va bene. Comunque mare, maestro, a un certo punto mi mandavo a posto, però mare vicino con un bastone, mare perché si attira. Esatto. Ma là non ci l'aveva ricordato nulla. Ci mancherebbe. Sei stato bravo. Senti, mi hanno suggerito in questi giorni per te una canzone. Quale, mare? È la nuova di Jason Derulo. Si intitola Reading Solo. Ah, mare, allora non è Jason Derulo, ma si chiama Jason Derullo. E il titolo... Jason Derullo e dici, mare, datemi l'insolo, datimi l'insolo. Ciao Jonathan. Jason Derullo, mare, dedicato a Rullo Magic. Popolazione Unni comunque. Mare, non saggio.